Marco Mariotti, tecnico della Nuorese, peccato, insomma, la partita, avete subito il gol nel momento in cui la partita poteva scivolare tranquillamente sull'1-0. Fino a quel momento, insomma, eravate in controllo, però insomma, avete comunque giocato una grande partita contro la prima della classe. Sicuramente no, io come ho detto ai suoi colleghi devo fare un plauso a tutti i ragazzi perché hanno giocato una grandissima partita sotto il punto di vista di intensità sia agonistica ma soprattutto intensità mentale, nell'attenzione, non concedere mai spazi, nelle ripartenze, in tutto. Poi nel calcio c'è l'episodio, avevamo di fronte alla squadra migliore, 70 punti, migliore attacco, la migliore difesa, migliore in tutto, però se la sono sudata, hanno fatto un pareggio e se la sono sudata. Avete azzeccato tutto il primo tempo, insomma siete andati in gol su un calcio piazzato, però loro diciamo non pervenuti. Nella ripresa loro hanno spinto un po' di più, forse nel momento topico della partita avete subito un gol insomma, così, senza grandi meriti dall'altra squadra, cioè nel senso che era una disattenzione, diciamola così. Sì, diciamo le disattenzioni, tutte le partite finirebbero 0-0, no? Perché anche loro sono stati un po' disattenti sul calcio da fermo, lasciando spazio a Gedà, che è il giocatore insomma, più pericoloso su quel tipo di situazioni. Però la partita è stata giocata bene, cioè abbiamo avuto 3-4 ripartenze nel secondo tempo che se le gestivamo un pochettino meglio negli ultimi 25 metri potevamo andare in porta. Loro non sono stati mai pericolosi, cioè, che bisogna dire a questi ragazzi? Niente, sono stati veramente ordinari. Io devo fare un plauso, sono pure un po' emozionato perché mi hanno dato una bella soddisfazione, una squadra che si sta in campo, una squadra che concede poco, che ha le ripartenze, che sa gestire anche la palla. Adesso solo un pensiero va a Pisano, speriamo che non ci confermi la frattura del perone come sembrerebbe, allora questo va un abbraccio prima di tutto a lui perché i ragazzi hanno dato tutto quello che ci avevano da dare. Si guarda avanti, 4 partite da giocare a fari spenti. No, affari spenti, affari accesi in che senso? Che noi andiamo a San Cesario per i 3 punti, noi giocheremo tutte le partite per vincere come abbiamo fatto oggi, poi se gli altri dimostreranno, quella è la mia filosofia, poi se gli altri dimostreranno di essere più bravi vinceranno, ma lo devono dimostrare in campo, no a parole.